Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo aver riflettuto sul valore della festa nella vita della famiglia, oggi ci soffermiamo sull'elemento complementare che è quello del lavoro. Entrambi fanno parte del disegno creatore di Dio, la festa e il lavoro. Il lavoro, si dice comunemente, è necessario per mantenere la famiglia, per crescere i figli, per assicurare ai propri cari una vita dignitosa. Di una persona seria, onesta, il più bello che si può dire è un lavoratore. È proprio uno che lavora, è uno che nella comunità non vive alle spalle degli altri. Ci sono tanti argentini oggi, ho visto, e dirò come diciamo noi, non vive de arriva, capito? E in effetti il lavoro nelle sue mille forme, a partire da quello casalingo, ha cura anche del bene comune. E dove si impara questo stile di vita laborioso, prima di tutto si impara in famiglia. La famiglia educa al lavoro con l'esempio dei genitori. Il papà e la mamma che lavorano per il bene della famiglia e della società. Nel Vangelo la Santa Famiglia di Nazareth appare come una famiglia di lavoratori e Gesù stesso viene chiamato figlio del falegname o addirittura il falegname. E San Paolo non mancherà di ammonire i cristiani. Chi non vuole lavorare neppure mangi. Ma è una bella ricetta per dimagrire questa, eh? Non lavori e non mangi. L'Apostolo si riferisce esplicitamente al falso spiritualismo di alcuni che di fatto vivono alle spalle dei loro fratelli e sorelle senza far nulla. L'impegno del lavoro e la vita dello spirito nella concrezione cristiana non sono affatto in contrasto tra loro. È importante capire bene questo. Preghiera e lavoro possono e devono stare insieme, in armonia, come insegna San Benedetto. La mancanza di lavoro danneggia anche lo spirito, come la mancanza di preghiera danneggia anche l'attività pratica. Lavorare, ripeto, in mille forme è proprio della persona umana. Esprime la sua dignità di essere creata a immagine di Dio. Perciò si dice che il lavoro è sacro. Il lavoro è sacro e perciò la gestione dell'occupazione è una grande responsabilità umana e sociale che non può essere lasciata nelle mani di pochi o scaricata su un mercato divinizzato. Causare una perdita di posti di lavoro significa causare un grave danno sociale. E io vengo rattristato quando vedo che non c'è lavoro, che c'è gente senza lavoro, che non trova lavoro e che non ha la dignità di portare il pane a casa. E mi rallegro tanto quando vedo che i governanti
fanno tanti sforzi per tanto lavoro, per trovare posti di lavoro e per cercare che tutti abbiano un lavoro. Il lavoro è sacro, il lavoro dà dignità a una famiglia e dobbiamo pregare perché non manchi il lavoro in una famiglia. Dunque anche il lavoro, come la festa, fa parte del disegno di Dio creatore. Nel libro della Genesi il tema della terra come casa giardino, affidata alla cura e al lavoro dell'uomo, è anticipato con un passaggio molto toccante. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra. Nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo e faceva salire dalla terra l'acqua dai canali per irrigare. Non è romanticismo, è rivelazione di Dio e noi abbiamo la responsabilità di comprendere e assimilarla fino in fondo. L'enciclica Laudato Si, che propone una ecologia integrale, contiene anche questo messaggio. La bellezza della terra e la dignità del lavoro sono fatte per essere congiunte. La terra diviene bella quando è lavorata dall'uomo, vanno insieme tutte e due. Quando il lavoro si distacca dall'alleanza di Dio con l'uomo e la donna, quando si separa dalle loro qualità spirituali, quando è in ostaggio della logica del solo profitto e disprezza gli affetti della vita, l'avvilimento dell'anima contamina tutto, anche l'aria, l'acqua, l'erba, il cibo. La vita civile si corrompe e l'habitat si guasta e le conseguenze colpiscono soprattutto i più poveri e le famiglie più povere. La moderna organizzazione del lavoro mostra talvolta una pericolosa tendenza a considerare la famiglia un ingombro, un peso, una passività per la produttività del lavoro. Ma domandiamoci, quale produttività e per chi? La cosiddetta città intelligente è indubbiamente ricca di servizi e di organizzazione, però ad esempio è spesso ostile ai bambini e agli anziani. A volte chi progetta è interessato alla gestione di forza lavoro individuale da assemblare e utilizzare o scartare secondo la convenienza economica. La famiglia è un grande banco di prova. Quando l'organizzazione del lavoro la tiene in ostaggio o addirittura ne ostacola il cammino, allora siamo sicuri che la società umana ha incominciato a lavorare contro se stessa. Le famiglie cristiane ricevono da questa congiuntura una grande sfida e una grande missione. Esse portano in campo i fondamentali della creazione di Dio, l'identità e il legame dell'uomo e della donna, la generazione dei figli, il lavoro che rende domestica la terra e abitabile il mondo. La perdita di questi fondamentali è una faccenda molto seria e nella casa comune ci sono già fin troppe crepe. Il compito non è facile. A volte può sembrare alle associazioni delle famiglie di essere come Davide di fronte a Golia. Ma sappiamo come è andata a finire quella sfida. Ci vogliono fede e scaltrezza,
Dio ci conceda di accogliere con gioia e speranza la sua chiamata in questo momento difficile della nostra storia, la chiamata al lavoro per dare dignità a se stesso e alla propria famiglia. Grazie.